È sempre crisi, ma un po' meno grave. Si può riassumere così la situazione delle costruzioni edili in Veneto. Gli investimenti nell'ultimo anno sono in crescita dello 0,3%, che dovrebbe raggiungere il 2% nel 2018, ma si registra un andamento negativo per le opere pubbliche. I fondi ci sono, ma i cantieri non partono. La spesa dei comuni si è ridotta nel 2017 del 21% e di un ulteriore 8% nei primi mesi di quest'anno. Dall'inizio della crisi il calo è stato del 47%. Il governo deve semplificare le regole e far aprire i cantieri. Un paese che vede che il proprio Stato non investe e non riesce a fare le opere pubbliche ovviamente dà un segnale negativo al cittadino. Il pubblico ha un ruolo fondamentale in questa regione perché ci sono troppe risorse che non sono state spese, che non si sono trasformate in cantieri e in opere. A Padova sono cresciute le compravendite di immobili dell'8%, più in provincia che in città, e i mutui per le famiglie hanno avuto un'enorme impennata di oltre l'80%. Anche l'occupazione, dopo i 104.000 posti di lavoro persi, si è stabilizzata. Dopo anni e anni di perdita di posti di lavoro, ricordo che abbiamo perso oltre 100.000 dipendenti e oltre 12.000 imprese solo nel Veneto in questi 10 anni di crisi. Credo che si possa dire che il trend si è fermato. Ora a trainare il settore dell'edilizia sono gli interventi sui capannoni e la ristrutturazione delle case private grazie agli incentivi fiscali.